progetto nasce innanzitutto da una passione che abbiamo condiviso con Tonio sia in campo di launeddas e sia in campo di canto. Da diversi anni seguivamo i cantori di Cabras, quindi cercavamo di capirne i segreti, capirne un pochino anche la struttura di come era formato il canto, e poi ci siamo resi conto che negli anni questi cantanti sono scomparsi sia artisticamente, ma poi anche scomparsi, non sono più viventi, quindi cito diversi cantori come La Mora, Gavauro, Patata, questi sono i soprannomi che venivano messi a Cabras, e allora abbiamo avuto l'esigenza appunto di prenderci in mano un po' la responsabilità di rimettere in moto questo canto. Abbiamo lavorato per diverso tempo insieme cercando di capire i canti come erano fatti, perché le difficoltà era riprodurre le canzoni, perché molto spesso i cantori non ci fornivano dei testi di queste canzoni. Quindi un lavoro difficile che è stato fatto è quello di ascoltare più volte le registrazioni di cui eravamo in possesso e cercare di ricopiare il canto almeno nel modo più autentico possibile. Poi suonare, ovviamente accompagnarlo non è stato difficile e da quest'anno abbiamo pensato appunto di metterlo in CD, questo lavoro che già da diverso tempo avevamo in mente, insomma. Ci siamo incontrati in circostanze che ci hanno legato e ci hanno permesso di riflettere, di pensare al fatto che Sa canzoni longa ultimamente non fosse presente come in passato, e quindi abbiamo pensato di valorizzare questa forma di canto e di poesia, consapevoli del fatto che chi le ha scritte ha parlato della gente, ha parlato di situazioni che possono essere tranquillamente riproposte, perché in queste canzoni ciascuno ci può rivedere una parte della propria vita, del proprio vissuto, o comunque fare riferimento a cose che accadono davvero nella vita. Per quanto riguarda i testi che vengono cantati in queste canzoni, sono testi appunto scritti a tavolino, non sono improvvisati come capita nei canti a Sarrepentina, ma sono proprio scritti a tavolino con un tema particolare. A volte va come tema o un tema scanzonato, nel senso per prendere in giro qualcuno, oppure a volte per decantarne le doti, per quanto riguarda le donne, la bellezza, oppure alcune doti particolari nell'essere brava massaia. Ed erano in genere canzoni che venivano messe da una persona del paese, oppure venivano anche commissionate.